Autovelox, l'inchiesta della Procura di Catanzaro che ha disposto il sequestro di centinaia di rilevatori anche in Veneto potrebbe allargarsi a macchia d'olio. Ne è convinto l'avvocato Fabio Capraro, anche quelli della Marca potrebbero avere i giorni contati. Semina il panico camminando tra i tetti del centro di Motta di Livenza. 27enne marocchino recuperato dai vigili del fuoco e denunciato. Residenti esasperati, gira in paese anche armato, dicono. L'auto prende fuoco, paura per una coppia di turisti stranieri che si salva lanciandosi dall'abitacolo in fiamme, tragedia sfiorata da Pieve del Grappa. Cordoglio a Castelfranco per la morte del 18enne promessa del futsal, l'ex giocatore del Giorgione morto con il padre in un incidente in Brasile. Il ricordo del comune nei giorni dell'esondazione della Venale era in piazza ad aiutare. Il direttivo provinciale della Lega nomina Franco Manzato commissario del Caroccio nella Vittorio Veneto della Cocente sconfitta alle urne, figura autorevole, dice Coin. Braido espulso. Aumentano i nuovi ricoveri per Covid questa mattina nella Marca con i numeri che non si vedevano da gennaio, l'appello del direttore generale dell'ULSS 2. Alimentazione sregolata e poca attività fisica, i dati allarmanti del sondaggio dell'ULSS. Occhio alla salute, un bambino trevigiano su 4 è in sovrappeso, costante aumento degli obesi. Anche tanti giovani trevigiani stamattina a Padova per il test di ammissione ai corsi di medicina in partenza per il prossimo ottobre in 2500 per 564 posti. Donne in numero più che doppio rispetto ai maschi. Il telegiornale di Treviso, buonasera, ben ritrovati. Partiamo dall'inchiesta di Catanzaro sugli autovelox, un'inchiesta che, come avete sentito nei titoli, si potrebbe allargare a macchia d'olio. Parla l'avvocato anti-autovelox Fabio Capraro, ne è assolutamente convinto perché anche quelli della Marca potrebbero, alla luce di questa inchiesta, avere le ore contate. Ci racconta che gli autovelox non sono omologati perché mancano le norme di attuazione che il Ministero non ha mai disposto. Quindi non è colpa di nessuno se non sono omologati, però è colpa di qualcuno se vengono utilizzati. Ci voleva la Procura di Catanzaro, sembra suggerire tra le righe l'avvocato trevigiano Fabio Capraro, soprannominato l'avvocato dei velox. Da anni insiste nell'affossare questi sistemi di rilevazione della velocità privi di alcuna omologazione, dunque inutilizzabili, di fatto illegali. Nella misura in cui non sono omologati non possono essere utilizzati come mezzi per accertare infrazioni, possono essere utilizzati solo a livello statistico. Non so, se voglio vedere quante auto passano per una certa strada, ecco che l'autovelox forse può aiutarmi. Il sequestro preventivo dei velox T-Expedit V2.02 presenti nel comune di Venezia potrebbe dunque essere solo il primo nel quadro dell'inchiesta della Procura di Cosenza, la prima tessera del domino a cadere destinata a trascinare con sé tutte le altre. Lo aveva anticipato la sentenza del giudice di pace di Treviso, che aveva confermato come nemmeno i rilevatori di velocità in tangenziale a Treviso fossero omologati. Potrebbe essere solo l'inizio esattamente di una situazione che riguarda tutto il paese. Non sono strumenti legali. Strumenti che hanno rimpinguato le casse dei comuni per centinaia di migliaia di euro. Secondo il Codacons sono valsi 65 milioni di euro solo nelle 20 città più grandi d'Italia. E purtroppo poi invece c'è qualcuno che non solo non li spegne, ma nei verbali ci mette anche che sono omologati, e quello purtroppo è un falso in atto pubblico. Una tesi che valse a Fabio Capraro una denuncia per calunnia, a lui insieme al suo perito Giorgio Marconna da parte dell'allora sindaco di Treviso Giovanni Manildo. Quella volta però il comune non ebbe l'ardire di andare in Cassazione, cosa che ha fatto invece recentemente con il risultato che sappiamo. La Cassazione lo ha sempre detto, lo ha ribadito nell'ultimo provvedimento in maniera chiara: gli autovelox non sono omologati. Siamo a Motta di Livenza per la storia di un 27enne di origini marocchine che ha seminato il panico, un personaggio purtroppo già conosciuto e noto per i residenti del comune. Datevi aggiornamenti. L'autogru dei Vigili del Fuoco riporta a terra questo giovane che fino a pochi minuti prima aveva seminato il panico sui tetti di Piazza dei Grani nel cuore di Motta di Livenza. È mezzanotte, il 27enne di origini marocchine probabilmente raggiunge questo cunicolo e da qui inizia ad arrampicarsi, prima sulla terrazza, poi da uno degli appartamenti raggiunge il tetto e da qui, muovendosi a destra e a sinistra, inizia ad urlare. È su di giri, minaccia anche di buttarsi giù. La piazza si riempie di gente, arrivano le pattuglie, i Vigili del Fuoco con l'autogru iniziano a cercarlo sui tetti. È il panico. Probabilmente voleva buttarsi giù, ora non so bene di preciso. Sono arrivati con l'autogru, l'ambulanza e
e 2 pattuglie insomma dei carabinieri. Un volto non nuovo a questa piazza né alle forze dell'ordine. Non è la prima volta infatti che i carabinieri di Motta di Levenza intervengono per sedarlo. Giovedì scorso, durante una serata di Giovediamoci, quindi piazza piena di gente, questa persona ha iniziato a bere con altri suoi connazionali qui da noi. Abbiamo chiamato la prima volta le forze dell'ordine. Un martello nello zaino, molestie ai passanti, furto di bicchieri qui al bar Gelateria La Loggia, dove spesso consuma e insieme a degli amici se ne va senza pagare. Fa sempre confusioni in piazza e minaccia le persone, i suoi connazionali, anche con bottiglie di vetro, armi, insomma, è sempre lui. Hanno iniziato ad agitarsi anche in altri locali noti e dopodiché li hanno presi verso l'1, ma il giorno dopo erano già di nuovo a fare confusioni in piazza. Sono esasperati i cittadini di Motta. Questo ragazzo, senza fissa dimora, ha dei parenti che vivono in uno di questi condomini. Quando fu trovato con un martello nello zaino stava per accanirsi contro questo portone. Fermato decine di volte e sempre tornato in libertà. In quest'ultimo caso è stato denunciato dai carabinieri in stato di libertà per procurato allarme, ma c'è da scommetterci che ci riproverà. Non è sempre facile perché è molto irrequieto e si agita molto facilmente. Cerchiamo di fare il possibile, ecco. Ora lungo la provinciale 140 che porta sul Grappa, dove un'auto si è incendiata in corsa. Si trova ricoverata in ospedale sotto shock con diverse scoriazioni una 26enne tedesca che si è gettata fuori dall'auto che stava guidando dopo che il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme. La donna si trovava assieme a un amico e stavano salendo verso Baita Camol sul Grappa lungo la provinciale 140. Per cause ancora al vaglio agli inquirenti, il veicolo si è incendiato e la conducente si è salvata lanciandosi appunto in strada. Illeso il ragazzo che era con lei. Sul posto i vigili del fuoco da Castelfranco e il 118 di Pedemontana Emergenza, oltre ai carabinieri di Pieve del Grappa. Disagi al traffico con la provinciale che è stata bloccata per diverso tempo fino a che le fiamme non sono state completamente spente e non è stata messa in sicurezza l'area. Grande lavoro dei pompieri, dei vigili del fuoco di tutta la Marca. Nel primo pomeriggio un incendio in via San Marco, a Cairano San Marco, incendio ad un'abitazione, una donna, un'anziana è stata portata in ospedale leggermente ustionata, ma l'incendio più grande è divampato la scorsa notte a Salgareda. Tanti curiosi che hanno raggiunto la strada via Vigonovo 3, tanto da imporre agli stessi pompieri di allontanarli per riuscire ad eseguire i lavori di spegnimento delle fiamme. C'erano fiamme alte una ventina di metri e a un certo punto in strada non si passava neanche perché c'erano almeno una ventina di macchine di curiosi venuti a vedere cosa stava succedendo. Le fiamme sono divampate intorno alle 22 partite, forse da una batteria che si trovava in carica all'interno di questo ricovero attrezzi garage in cui erano parcheggiate 3 automobili. In pochi minuti hanno divorato lo stabile, le auto e tutta l'attrezzatura all'interno. Nell'abitazione di via Vigonovo 3 a Salgareda abitano 2 fratelli, uno con la famiglia e l'anziana madre che al momento stava dormendo. Immediato è scattato l'allarme imponente e l'ispiegamento di mezzi da parte dei vigili del fuoco che hanno raggiunto la via con 3 autobotti, costretti anche a mandare via i curiosi per riuscire a passare. Con loro c'era anche il primo cittadino Andrea Favaretto. C'è stato un momento in cui c'era veramente abbastanza gente, insomma, che era abbastanza vicina ai mezzi di soccorso. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Conegliano. Sono in corso indagini per capire che cosa abbia innescato il rogo. Ingenti i danni, la famiglia è sotto shock. Solo l'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero intaccare anche l'abitazione. C'è stato un incidente stradale questa mattina, siamo a Pieve di Soligo, un ciclista è rimasto ferito in seguito alla caduta avvenuta dopo lo schianto con una Fiat Panda. L'uomo in sella alla sua bicicletta stava percorrendo via Montello nei pressi dell'area commerciale quando poco prima della rotatoria l'auto si sarebbe scontrata con il ciclista che per l'impatto è stato sbalzato a terra sbattendo la testa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l'Eli Soccorso che ha provveduto a trasferirlo all'ospedale di Treviso dove è ricoverato con ferite di media gravità. Ancora in corso le indagini per accertare le cause del sinistro, inevitabili le ripercussioni sul traffico, lunghe code per tutta la mattina sulla strada provinciale.
Gianluca Salvetti, 18 anni, è morto in Brasile in un drammatico incidente stradale. Promessa del futsal, militava a Castelfranco con la sua squadra. Il Giorgione aveva aiutato la comunità nei giorni dell'alluvione. Gianluca Salvetti, assieme alla sua squadra, il futsal Giorgione, era sceso in piazza nei giorni dell'alluvione quando ha esondato la venale a Castelfranco. Assieme a ragazzi e dirigenti ha risposto subito all'appello lanciato dall'amministrazione comunale e ha aiutato i cittadini sotto la pioggia battente. Si sono presentati alla Protezione Civile, in nostra sede, e non hanno temuto niente sotto la pioggia. Tra l'altro si sono messi a lavorare per diverse ore al servizio della comunità, sicché questo è un gesto straordinario che non dimenticherò mai. Un cuore grande, un ragazzo solare e dolce. Il suo sogno si è infranto in una strada a Curitiba. 18 anni, italo-brasiliano, era tornato per una breve vacanza nel suo paese dove viveva la famiglia. Promessa del futsal, aveva giocato con i colori azzurri agli europei under 19. Il giovane era in auto con il padre Rafael e la sorellina. Il papà, alla guida della macchina per evitare l'impatto con un'altra vettura, è uscito di strada. Gianluca e il padre sono morti sul colpo, gravissima la piccola portata in ospedale. La notizia è piombata su Castelfranco, dove il 18enne viveva da anni. Con un dolore enorme, no? Tutti noi della famiglia Futsal Giorgione abbiamo ricevuto questa notizia, no? Bruttissima. Sempre con il sorriso, spiega il presidente della società. Lui è arrivato da noi che aveva 15 anni, ha fatto 3 stagioni sportive e quest'anno doveva trasferirsi alla Roma Calcio 5. Per fare la Serie A2 Elite. Aveva seguito le orme del padre che aveva giocato a calcio a 5, lui puntava in alto e ce l'avrebbe fatta, ci dice con la voce rotta dal pianto il presidente. In queste immagini un suo gol. Penso si fa attaccare, attenzione perché c'è lo scavetto e il gol da parte di Salvetti. Doveva arrivare a Roma nei prossimi giorni. L'intera federazione calcistica nazionale ha voluto salutare Gianluca, un post, tante lacrime e il ricordo di Gianluca sul campo da calcio. Siamo al delitto di Anica Panfile. L'avvocato Fabio Crea, difensore di Franco Battaglia, unico accusato della morte della donna, ha presentato un'istanza per chiedere la nullità dell'autopsia. Un'istanza presentata nelle ore scorse. La richiesta è chiara: ottenere la nullità dell'autopsia sul corpo di Anica Panfile, la mamma 31enne trovata morta sul greto del Piave a Spresiano il 21 maggio del 2023. La motivazione di questa richiesta la spiega l'avvocato Crea, difensore di Franco Battaglia, il 77enne in carcere per l'omicidio della donna. Riteniamo che Battaglia dovesse essere avvisato dell'espletamento dell'autopsia, in quanto convergevano su di lui dei forti sospetti, ancorché non è formalmente iscritto nel registro degli indagati, e invece non fu avvisato e fu iscritto nel registro degli indagati dopo qualche minuto dall'esito, qualche ora dall'esito dell'autopsia. Insomma, un esame che avrebbe dovuto tenersi con la presenza di un consulente nominato dal 77enne imprenditore veneziano, ma così non fu ed ora la difesa parte all'attacco. Se l'istanza presentata dal difensore venisse accettata, Franco Battaglia riguadagnerebbe la libertà dopo quasi 7 mesi di carcere. Qualora dovesse essere dichiarata la nullità dell'autopsia, verrebbe meno l'accertamento della causa di morte, quindi ne sarebbe una conseguenza. Insomma, Franco Battaglia, considerato unico responsabile della morte di Anica, potrebbe essere rimesso in libertà. L'arresto dell'uomo era supportato da un quadro indiziario solido, ma questo vizio procedurale potrebbe portare ad una svolta. Siamo alla politica. Con il direttivo provinciale della Lega di ieri a Vittorio Veneto Coini impone un commissario e sarà Franco Manzato, una scelta che non ha trovato però il consenso di tutti. Braido invece espulso dalla lista dei sostenitori. A Vittorio Veneto bisogna ricostruire quasi tutto. È con queste parole che il segretario provinciale della Lega Trevigiana Dimitri Coin spiega la nomina a commissario straordinario a Vittorio Veneto di Franco Manzato. Quel Manzato battuto alle regionali da Alberto Stefani, la Trevigiana che non riuscì nell'impresa di strappare alla Lega Salviniana il coordinamento regionale. Quel Manzato amico da sempre di Gian Antonio Darè. Uomo di grande esperienza, figura autorevole e caratterialmente ecumenico, prosegue Coin. Insomma, l'uomo
giusto cui affidare un comune strappato alla Lega, oggi in mano al centro-sinistra, in cui il Carroccio va ricostruito. A minare quella Lega anche le dichiarazioni shock del candidato Giovanni Braido all'indomani del ballottaggio, quando si era espresso a favore della candidata del centro-sinistra Mirella Bagliana e non aveva usato parole certo morbide nei confronti del segretario Coin. Il direttivo provinciale del Carroccio di ieri sera ne ha decretato la cancellazione dalle liste dei sostenitori. Braido è ufficialmente fuori. Scelte che non hanno trovato il consenso di tutto il Carroccio, però c'è chi avrebbe preferito appianare e ripartire, tenere insieme invece di dividere. Mettere Franco Manzato, un amico fraterno di Toni D'Arè, commissario, è come nominare il lupo tutore di Cappuccetto Rosso, insomma, cioè, si commenta da sola la questione. Più grave è secondo me l'aver buttato fuori Braido, che è l'unico che ha corso con la bandiera della Lega, ma al netto di tutte le questioni che possono essersi create a Vittorio Veneto, le frizioni sono da una parte e dall'altra, cioè non credo ci sia nessuno che può lanciare la prima pietra. Una scelta che pare non abbia incontrato nemmeno i favori dei direttivi regionale e federale. Intanto si scalda la corsa alle regionali 2025 in diretta a Focus TG. Oggi il segretario veneto della Lega rilancia: noi potremo vincere benissimo, anche da soli, dice. Noi siamo assolutamente convinti, e il sondaggio insomma lo conferma, ne rifaremo un altro nel corso dei prossimi mesi, che la Lega da sola possa vincere le elezioni regionali. Dalle parti di Luca De Carlo e del quartiere generale di Fratelli d'Italia in Veneto le orecchie staranno fischiando parecchio, ma la Lega di questi tempi vuole mostrare i muscoli e il recente sondaggio di Queris, con il Carroccio affiancato da lista Zaia e lista sindaci in corsa solitaria, capaci di raccogliere un ipotetico 35% sul centro-sinistra al 29% e soprattutto sul blocco Meloniani-Forza Italia al 16%, la dice lunga sul fatto che nulla è stato ancora scritto di definitivo sul centrodestra a Palazzo Balbi 2025, tanto da spingere il numero 1 del Carroccio in Veneto a dire che sì, questa ipotesi potrebbe esistere, ma che forse, più concretamente, potrebbe essere usata come grimaldello per porre una condizione essenziale sul tavolo. Questo non lo facciamo perché vogliamo andare addosso a qualcuno, ma perché nell'alveo del centrodestra siamo convinti che la presidenza della regione spetti a un militante della Lega. Lista Lega, lista Zaia e lista sindaci, con Mario Conte in testa, il tridente che Roberto Marcato lanciò per la prima volta proprio a Mede Nord-Est e che ovviamente conferma. Tutte e tre queste liste a matrice autonomista in Veneto avrebbe un consenso straordinario. L'ho sempre pensato perché sono un uomo che sta sulla strada e io le voci le sento e la pensano esattamente così. Per cui anche qua chi immagina che la partita sia già definita, ecco, forse non ha capito, la partita è ancora lunga, la giochiamo e la giocheremo secondo le nostre regole. Ma perché limitarsi al tridente? Per Stefani la truppa leghista in solitaria potrebbe avere anche altre armi. Non solo lista Lega, lista Zaia, lista di amministratori, io direi che possiamo allargarci anche ad altre liste civiche, perché abbiamo la possibilità di farlo come Lega, abbiamo la struttura per poterlo fare e quindi dobbiamo assolutamente essere consapevoli di un peso elettorale che non è soltanto il peso della lista Lega, ma è anche l'insieme di amministratori che all'interno di questo bacino elettorale hanno dimostrato di seguire anche questo percorso. Uno Stefani deciso tra l'altro a riproporre l'iter del terzo mandato per Zaia, apparentemente tramontato. Proprio lui, il governatore che sembra non avere un futuro chiaro, è però il primo a gettare acqua sul fuoco della corsa solitaria del Carroccio. Io penso che sia fondamentale confermare questa alleanza che noi abbiamo, con la quale stiamo governando questa regione da 14 anni. Abbiamo una buona intesa, c'è una bella intesa a livello nazionale, poi ovviamente i sondaggi confermano un sentiment e vanno rispettati per quel che sono, però sono dei sondaggi. Meglio pensare al presente. Il presente dice che c'è da riempire una importante casella della giunta, quella dell'ormai ex assessore Elena Donazzan. Mi sono preso del tempo utile per tutte le parti, spiega Zaia. Non c'è nessun problema né difficoltà o attriti. La nomina verrà fatta in serenità e sarà di qualità. Immagino entro le prime settimane di agosto, forse prima del 15. E per la politica in primo piano c'è anche l'incontro oggi a Mestre, un vertice dei partiti di maggioranza in vista del Consiglio Comunale di venerdì mattina, Consiglio Comunale che Antena 3 seguirà in diretta con un'edizione straordinaria a partire dalle 9:30.
Secondo alcuni potrebbe essere addirittura la resa dei conti definitiva, nel bene o nel male, dell'avventura politica di Luigi Brugnaro, arrivato al 9° anno da sindaco di Venezia. In ogni caso, il Consiglio Comunale in programma venerdì mattina a Mestre, che Antenna 3 trasmetterà in diretta a partire dalle 9:30, si preannuncia non solo infuocato come quello che l'ha preceduto, ma per certi versi storico, visto che mai il Comune di Venezia si era trovato al centro di un'indagine così ampia che coinvolge i vertici dell'amministrazione e delle sue partecipate. Di questo Luigi Brugnaro dovrà parlare davanti all'Assemblea in una seduta in cui non è solo l'opposizione a chiedere chiarimenti. Noi abbiamo chiesto di chiarire la posizione e cosa intende appunto il sindaco fare per quanto riguardano i vertici delle società partecipate dove ci sono delle persone indagate. Se le opposizioni in Consiglio Comunale chiedono le dimissioni del sindaco, all'interno della maggioranza Fratelli d'Italia appare l'osservato speciale. Rinnovando il sostegno a Brugnaro, il coordinatore veneziano del partito Raffaele Speranzona ha però sottolineato che in tema di giustizia il suo partito non fa sconti a nessuno. Speranzona è peraltro tra i possibili candidati sindaco alle prossime elezioni. I temi comunque non sono nuovi. Già nel 2020 il primo consiglio comunale convocato dopo l'ampia vittoria che confermò Brugnaro alla guida della città si era infatti infiammato su eventuali conflitti di interesse del primo cittadino. Con l'impiego di uomini che sono responsabili delle sue aziende e che lei ha portato anche ad avere responsabilità nell'amministrazione della cosa pubblica, lei si attiva in tutti i modi per far fruttare al massimo quell'area. Nel mirino delle opposizioni c'era lo scambio di mail tra il vice capo di gabinetto di Brugnaro ed ex dipendente umana Derek Donadini con i rappresentanti del magnate asiatico di Singapore come possibile acquirente dell'area dei Pili, così come era stato riportato dai quotidiani. Voglio citare e ringraziare pubblicamente Maurice Ceron, il mio capo di gabinetto, Luca Zuin e Derek Donadini, i suoi 2 vice. Grazie ragazzi di vero cuore. In quell'occasione Brugnaro aveva ricostruito l'intera vicenda Pili assieme all'architetto Danilo Gerotto, direttore dello sviluppo del territorio del comune, ricordando il trust al quale si è affidato per non avere conflitti di interesse. Iniziano l'anno successivo alle elezioni, più o meno nel 2016, almeno da quello che leggiamo, magari ce n'erano anche di precedenti, anche successivamente al Blind Trust, quindi anche successivamente al dicembre 2017, continuano sempre con, da quanto si legge, con i rappresentanti del sindaco. Se la signora Sambo ha qualcosa, vada in procura della Repubblica immediatamente, basta questa storia giustizialista, con la mascherina se davanti al video da sole a casa, si mette la mascherina, se guarda, ci sta che si accenda, si mette a posto. Pochi secondi di pubblicità, poi ripartiremo dalla sanità. Il telegiornale di Treviso, di nuovo buonasera, ripartiamo dalla sanità con i numeri del Covid questa settimana, numeri che non si vedevano da gennaio e ci sono nuovi ricoveri. Numeri che non si vedevano da gennaio scorso, quando era inverno e le sindromi respiratorie accompagnate da casi di Covid erano abbastanza normali. Questa settimana invece i casi continuano a crescere sempre più velocemente, passando da 16 a 26. Numeri sempre abbastanza bassi, ma che indicano che la media di nuovi ricoveri per sindromi respiratorie nell'ultima settimana è stata di 20,4 al giorno, 3,7 dei quali per Covid. Aumenta quindi la percentuale dei ricoveri per problemi legati alla respirazione, passando dal 12 al 15%. Abbiamo un aumento di casi, anche se contenuto rispetto ovviamente agli anni precedenti, però in questa settimana ci sono circa 80 persone che sono state ricoverate, chiaramente che hanno il Covid, di cui un paio sono in semi-intensiva, persone anziane, quindi attenzione quando si va nei luoghi di cura a trovare qualche persona anziana, magari se si sospetta di avere qualche sintomo assimilabile al Covid o comunque a una sindrome legata respiratoria, conviene portarsi la mascherina per evitare ovviamente di contagiare una persona fragile. Sotto controllo anche la situazione legata al virus West Nile. Dopo l'uomo deceduto a Padova e un contagiato nel Trevigiano, il direttore fa il punto e offre consigli utili. È stato un caso isolato, autoctono ma isolato, per cui la cosa si chiude, è stata fatta disinfestazione nell'area intorno
sono ovviamente i 200 metri e poi l'unica cosa da dire a tutti è di stare attenti nelle ore serali, utilizzare ovviamente, fare disinfestazioni nelle aree a rischio, usare le pastiglie da mettere nei pozzetti, evitare che nei vasi di fiori si depositi dell'acqua, perché poi si possono proliferare le larve, quindi quelle situazioni che possono creare ovviamente un aumento della zanzara, della proliferazione della zanzara. Contemporaneamente usare dei repellenti quando si esce, evitare di vestire in abiti scuri e utilizzare colori chiari che richiamano meno la zanzara. Poi sempre in tema salute c'è l'indagine Occhio alla Salute che dà dei dati allarmanti per quanto riguarda i bambini. Un trevigiano su 4 è in sovrappeso. Aumenta il numero di bambini obesi, nonostante aumenti anche la loro attività fisica, che però rimane sempre troppo poca. Ma il dito va puntato anche contro l'alimentazione, troppo ricca di grassi, sale e zuccheri. Sono i dati che emergono dall'annuale monitoraggio dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, fatto su un campione di 450 alunni della terza elementare in 26 istituti scolastici della Marca. Secondo il report Occhio alla Salute, il 23% dei piccoli trevigiani è in sovrappeso e di questi l'8% è già obeso, un problema che a lungo andare peserà sempre più sul sistema sociale e sanitario, causando agli adulti non solo problemi cardiovascolari e di diabete, ma anche possibili tumori a colon, fegato e pancreas. Il problema è non fare diventare i bambini oggi normopeso degli obesi in età pediatrica. Quindi bisogna sicuramente curare l'alimentazione, le regole che sono anche quelle poi della dieta mediterranea, quindi l'abbondanza di frutta, di verdura, di legumi, di pesce, riducendo invece quelli che sono considerati cibi spazzatura e poi aumentare quella che è l'attività motoria. Oggi ancora il 30% dei bimbi non fa colazione tutte le mattine e il 74% mangia troppo a merenda. Quasi il 60% non mangia frutta e verdura a sufficienza, ma gradisce invece snack salati e dolci. Poi c'è il gender gap, i bambini fanno più attività fisica delle bimbe, e l'ereditarietà. Facile che genitori obesi crescano figli obesi. A settembre partiranno 2 progetti nelle scuole, uno per l'uso consapevole dei device elettronici che rubano tempo alle attività fisiche e fanno mangiare compulsivamente, uno invece dedicato all'alimentazione consapevole. Sappiamo che i bambini hanno più difficoltà a mangiare verdura, mi piace meno, però appunto per favorire questa alimentazione che sappiamo essere positiva per la salute, quello che viene proposto agli insegnanti sono dei laboratori sia educativi ma anche sensoriali, appunto per favorire questo venire a contatto con sapori che possono essere all'inizio non tanto gradevoli ma poi possono essere utili e poi piacere alla fine. Poi c'è la conta dei danni per il maltempo di domenica, interventi della provincia per il censimento degli alberi a Villorba, scattate le multe per i privati che non hanno svolto le manutenzioni del verde, nonostante le sollecitazioni. Iniziato il monitoraggio e la conseguente conta dei danni nella Marca dopo il nubifragio che domenica sera si è abbattuto sul territorio, prevalentemente nei comuni di Conegliano, Susegana, Breda di Piave, Maserada, San Biagio di Callalta, Treviso e Villorba. Negli ultimi 2 giorni i tecnici del settore viabilità della provincia hanno effettuato i sopralluoghi nelle aree in cui sono state segnalate delle criticità e fortunatamente l'entità dei danni è inferiore rispetto alle ondate di maltempo di maggio e giugno. Monitoraggio attivo anche sulle scuole superiori a causa degli alberi divelti al campus degli istituti Planck e Alberini di Villorba, dove sono in corso le opere di messa in sicurezza, e all'istituto Cerletti di Conegliano, in cui le raffiche di vento hanno spostato un'impalcatura senza recare gravi danni all'edificio, ma che ha sollevato una scossalina dal tetto della scuola e spezzato alcuni rami. Anche in questo caso i tecnici dell'edilizia della provincia stanno provvedendo al ripristino. Si riaccende così il dibattito sulla necessità di tenere mantenuto il verde pubblico. E questo impone alle amministrazioni pubbliche, tra cui la provincia ma anche i comuni, di fare la manutenzione sul patrimonio arboreo, e laddove non ci siano le garanzie
di tenuta, bisogna anche intervenire salvaguardando appunto la sicurezza di coloro che utilizzano le strade per muoversi. Non solo le amministrazioni, il monito arriva anche ai privati. A Villorba scattate le sanzioni per chi non ha provveduto alle manutenzioni dopo i solleciti. Prime 20 multe comminate ai cittadini che non hanno potato siepi e alberi che con il maltempo si sono rivelati veri e propri pericoli per l'incolumità delle persone, case e edifici. E mentre il comune di Villorba continua a censire il suo patrimonio verde per verificarne la sicurezza, il presidente provinciale Marcon riflette sulla gestione del verde. Bisogna mettere in atto alcuni interventi di manutenzione e comprensibilmente, perché talvolta quando si va ad intervenire per tagliare un albero nascono polemiche, però si vede che invece bisogna fare una ricognizione sul patrimonio verde pubblico e laddove serva bisogna intervenire senza se, senza mai, magari compensare con nuove piantumazioni eventuali tagli di alberi che sono giudicati pericolanti. Questo bisogna sommare anche una cultura oggi da parte dei cittadini di prevenzione. Viale della Repubblica, proteste davanti al cantiere per l'avvio dei lavori di un nuovo supermercato, questioni politiche, sociali e ambientali alla base delle dimostrazioni. C'erano tutte le organizzazioni che da anni si battono per contrastare il consumo di suolo pubblico questa mattina davanti al cantiere di Viale della Repubblica per dire no all'avvio dei lavori per l'ennesimo supermercato che nascerà nella zona. Presente anche la polizia locale che ha effettuato alcune richieste di documenti e la Digos. Si tratta di una questione politica, sociale e anche ambientale, dicono i manifestanti, pronti a dare battaglia tramite osservazioni e richieste che presenteranno all'amministrazione. Il problema è che bisognerebbe invertire radicalmente questa tendenza. È una tendenza che si è consolidata negli anni, le cui responsabilità politiche e amministrative non sono univoche, ma certo la responsabilità di invertire la tendenza oggi, perché il cambiamento climatico è qui e è adesso, ovviamente è di chi governa in questo momento. L'idea è quella di preservare quelle zone umide che in questa arteria stradale sono presenti e sono quelle maggiormente impattate dal cemento. Inoltre sono state censite molte specie vegetali e animali, tra cui è certa la presenza, ad esempio, di un gheppio che ha nidificato qua proprio alla cittadella delle istituzioni e che si può notare in particolar modo verso l'imbrunire, cacciare ovviamente piccoli mammiferi. Poi c'è una richiesta di spazi per i giovani che le aree commerciali non portano. Un'altra area verde che potrebbe essere utilizzata come un parco urbano, come anche poi un luogo di ricreazione giovanile che come sappiamo a Treviso non ce ne sono, ci viene per l'ennesima volta rubata dall'amministrazione comunale. Ma la battaglia sui piani di lottizzazione è appena cominciata. Sono 7 i piani di lottizzazione per cui l'amministrazione Conte ha concesso la proroga dai 3 ai 5 anni a seconda delle richieste della proprietà. Ne ricordo 2 in particolare, il piano di lottizzazione Sant'Antonino, di cui mi risulta che non sia stato ancora realizzato nulla e la cui proroga credo che stia per scadere nei prossimi mesi, e il piano di lottizzazione Nascimben, che anche quello ha una proroga che si avvicina alla scadenza e per il quale anche non mi risulta che sia stato realizzato ancora nulla. E sempre in tema economico c'è il nuovo codice del commercio regionale, un esempio, riduce da 30 a 15 giorni consecutivi di somministrazione temporanea di cibo e bevande durante le manifestazioni e le sagre, in qualche modo per abbattere quella che i ristoratori avevano definito una concorrenza sleale. Le regole valgano per tutti, insomma non può essere che una sagra duri 30 giorni consecutivi a scapito di ristoratori e baristi. Li hanno ribattezzati professionisti delle sagre, magari scollegati al territorio, pronti però a stabilirsi per un mese con panchine e tavolini in una località, danneggiando in quella che è stata definita concorrenza sleale gli esercizi pubblici del luogo. Nel nuovo disegno legge della Regione Veneto sul commercio si pone un freno al fenomeno. Abbiamo ridotto i 30 giorni consecutivi a 15 perché ci sono situazioni dove effettivamente sono i professionisti delle sagre che non hanno nulla a che fare col territorio, con la ricaduta sul territorio o con le raccolte fondi per la parrocchia, per l'asilo, ma sono un'alternativa evidentemente non organizzata e non con le stesse caratteristiche che hanno albergatori, ristoratori, baristi. Più in generale l'obiettivo del disegno di legge è quello di una riforma che semplifichi e diminuisca la burocrazia per facilitare lo sviluppo
sviluppo del settore, favorendo il commercio al dettaglio e razionalizzando le grandi strutture di vendita. Credo sia giusto che il Comune possa identificare l'area dove insediare le medie strutture di vendita. E questo perché c'è il rischio che queste medie strutture di vendita si insedino in zone non adeguate e poi con il passare del tempo diventino grandi parchi commerciali. Allora, anche qua serve una razionalizzazione. A Palazzo Balbi è stato presentato anche un nuovo strumento di agevolazione bancaria per le aziende agricole in collaborazione con gli istituti bancari. Ad oggi sono state presentate all'Agenzia Veneta per i pagamenti circa 1.400 domande di aiuto a valere sugli interventi del complemento di sviluppo rurale per un totale di oltre 360 milioni di euro di spesa richiesta, con uno stanziamento di 175 milioni di contributi pubblici. Il corso di medicina, ultima prova del test di ammissione, 2.500 le domande, con donne in un numero più che doppio rispetto ai maschi, e sono arrivati davvero da tante parti d'Italia. 2.511 domande, 1.789 ragazzi, 723 maschi. Oggi la seconda e ultima prova per il 2024 per l'ammissione ai corsi di medicina e chirurgia e al corso di odontoiatria. 564 i posti disponibili tra Padova e Treviso, 89 quelli assegnati ai ragazzi che già hanno superato il test lo scorso anno mentre erano in quarta superiore. Giovani che spesso riprovano, come questa studentessa che arriva da Conegliano e sogna di specializzarsi in oncologia. È la prima volta che provi il test? No, è la seconda. Sì, l'ho fatto anche l'anno scorso, non sono passata e proviamo questa volta. Quindi l'obiettivo è andare a Treviso, se ci riesci? Sì, Treviso oppure qui a Padova o anche a Udine, che è abbastanza vicino a casa. Non sono entrata, ho fatto un anno da un'altra parte e adesso sono qua. E qual è il sogno? Entrare a medicina per poi diventare? Pediatra. Io sono da Cassola, vicino Bassano. Anch'io ho fatto come lei un anno a infermieristica, però comunque mi piacerebbe fare medicina, vorrei fare chirurgo io. Questo studente arriva da Vicenza. Dove vorresti frequentare medicina? Personalmente Bologna. Bologna o Milano, quindi un punteggio abbastanza alto da conseguire, ma non ho paura, andiamo. Qualcuno critica il test, cambiato nella formula nel 2024. Mentre prima era più meritocratico, adesso con la banca dati non è più meritocratico, una persona si impara a memoria le domande, le risposte, quindi uno viene qua e fa il talk a memoria, come penso la maggior parte delle persone qua. Un test che continua ad essere criticato sul numero chiuso di medicina, ancora la politica sta dialogando, da una parte la richiesta incessante di medici, dall'altra un test d'accesso necessario per le università. Si è sempre cercato in questi anni di trovare una formula che possa raccogliere, diciamo così, la maggiore efficacia nell'intercettare studenti che siano poi performanti nel percorso di studi. Quello che posso dire è che questa formula attuale comunque recluta all'interno del corso di studi di medicina studenti di qualità, perché noi ogni anno laureiamo circa il 50% degli studenti di medicina alla prima sessione utile per la loro formazione, quindi vuol dire per il loro conseguimento del titolo, quindi vuol dire che chi entra poi performa in modo eccellente nel percorso di studi. Siamo a Montebelluna ora con la mostra Il Palio e i suoi drappi. Si apre il sipario sulla mostra Al Palio e i suoi drappi colori nel tempo, inaugurata a Montebelluna in Villa Correr Pisani nella sede del MEVE, il Memoriale Veneto della Grande Guerra. Un'esposizione dedicata agli artisti che nel corso delle edizioni hanno raffigurato il palio del vecchio mercato dal 1990 a oggi. Una mostra importante per la città, da sempre legata alla tradizione del palio, come testimoniano le tante persone arrivate in villa per l'inaugurazione. Presenti tra gli altri anche il sindaco Adalberto Bordin con alcuni assessori e consiglieri comunali, il presidente dell'ente Palio Dino Bottini e alcuni artisti della storia del palio, i rappresentanti delle contrade e delle associazioni della città. Il via ufficiale il 28 agosto alle 21 con l'apertura della manifestazione e la consegna delle chiavi della città al presidente dell'ente Palio. Ci sono luoghi, commentano gli organizzatori della mostra, dove la storia è impressa permanentemente e l'immaginazione può prendere forma, luoghi dove andare alla scoperta di un passato che nutre il presente di cultura e consapevolezza, un viaggio indimenticabile. Siamo alle notizie di Belluno e provincia.
La politica in apertura, richiediamo maggior coinvolgimento, trasparenza e progettualità chiare. A Belluno i gruppi di opposizione in Consiglio Comunale domandano un cambio di rotta radicale alla maggioranza. Noi unitariamente chiediamo che l'opposizione venga più considerata anche attraverso quelle che sono le sedi opportune, quindi le commissioni consigliari, per portare anche il nostro contributo a quello che possono essere le problematiche della città. I piani per la caserma dei Vigili del Fuoco a Mussoi, l'insediamento della polizia locale al Parco Bologna, i nodi della cultura e della Fondazione Teatri, ma anche le politiche sui parcheggi del centro storico e l'avanzamento dei lavori pubblici sono alcuni dei temi presentati nella conferenza unitaria delle opposizioni del Comune di Belluno, che più che di protesta ha il sapore dell'invito, l'ennesimo all'amministrazione De Pellegrin, di tradurre in concreto gli slogan di ascolto e partecipazione sui quali si è basata la campagna elettorale e che chi siede a sinistra nell'emiciclo di Palazzo Rosso testimonia puntualmente disattesi. Mancano trasparenza e progettualità al messaggio veicolato all'unisono dalle opposizioni. Per Belluno di più un grande vuoto. Che loro cercano di colmare con dei grandi racconti in pompa magna di cose che appunto o sono state cantierate dalla precedente amministrazione o che comunque sfruttano iniziative dei privati dove loro devono comunque mettere la bandierina per dire che è una cosa che hanno sistemato e fatto loro. Il Consiglio Comunale non viene coinvolto, apprendiamo più dalla stampa che dall'amministrazione, riferiscono da Insieme per Belluno Bene Comune. Dialettica democratica inesistente, aggiungono, dove a fronte di proposte e iniziative la replica è sovente il diniego. Abbiamo visto diversi casi nei quali anche in occasione di delibere particolari o anche recentemente con l'approvazione del regolamento sui capi frazione noi abbiamo tentato di migliorare i documenti, abbiamo portato delle nostre proposte, però c'è stata sempre una chiusura totale, non c'è stata la possibilità di dibattere e di interloquire in maniera tranquilla e costruttiva. Per il PD è fondamentale che il Consiglio faccia da capofila per il territorio sulle questioni provinciali, riferendosi ad esempio alla diga del Vanoi e alla gestione dei fondi dei comuni di confine. Mai come ora il ruolo dei comuni capoluogo è importantissimo, soprattutto per dare l'indirizzo su quelle che sono le problematiche da portare fuori provincia e che riguardano il nostro territorio. Al cittadino non bisogna mai dire che non si è competenti, ma bisogna indirizzarlo dove può trovare la soluzione dei suoi problemi, e io chiedo che il comune capoluogo lo faccia come aveva promesso di farlo in campagna elettorale. Domani sarà il grande giorno per il Serrai di Sottoguda. La gola rocciosa in comune di Roccapietro è divenuta simbolo della protesta vaia e che dopo quasi 6 anni potrà finalmente tornare ad essere visitata. Sarà un grande ritorno, i Serrai di Sottoguda potranno essere di nuovo visti e ammirati da tantissima gente. Parla Andrea De Bernardin. Era lui il primo cittadino di Roccapietro e durante quelle nefaste giornate di fine ottobre del 2018 in cui la tempesta vaia imperversò nelle vallate dolomitiche con una forza e una violenza tali da modificarne la morfologia per gli anni a venire. Su tutti Roccapietro fu probabilmente il comune più colpito dalla forza della devastazione del vento e dell'acqua che, oltre a isolare e inondare il paese di fango e detriti, spazzarono via uno dei luoghi più caratteristici della Val Pettorina, i Serrai di Sottoguda. Domani, a quasi 6 anni di distanza da quel tragico evento, una delegazione della Regione Veneto guidata dal presidente Zaia e dall'assessore Giampaolo Bottacin inaugurerà la riapertura di quello che è tristemente divenuto il simbolo della fragilità del territorio montano. Uno dei fulcri turistici più importanti della provincia di Belluno, che faceva da attrazione anche per le vallate vicine più blasonate del Trentino Alto Adige, un ripristino complesso di lavori che ancora sono in essere. Ci è voluto un impegno enorme sia economico che di forze umane e di professionisti che hanno costantemente lavorato in questi 6 anni per portare a compimento, secondo me, un ripristino del territorio che sicuramente lo rende più forte per degli eventi futuri che questo cambiamento climatico ci porta
sempre più spesso. 13 milioni di euro l'importo investito per ricostruire il percorso pedonale che guida i visitatori nella Forra Rocciosa, lunga poco più di 2 chilometri e cinta da pareti alte 60 metri, che ne fanno un monumento alla bellezza delle opere realizzate dalla forza modellatrice della natura e che prima del disastro era visitato da circa 100.000 visitatori l'anno. Dal 1 agosto il via alle visite turistiche accompagnate, mentre si dovrà attendere la prossima estate per l'ultima fase dei lavori che riporteranno il gioiello di Rocca Pietore allo splendore di un tempo. Mi auguro che tanti veniate e vengano a vedere la nostra meraviglia. E noi ovviamente domani all'inaugurazione ci saremo con le nostre telecamere. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Il telegiornale di Treviso termina qui. Arrivederci.